5 Stelle Sardegna presenta Die pro Die. In collaborazione con Sardalux Film presenta le pellicole per la tua auto, per la protezione della tua vettura, per la tua sicurezza, la tecnologia all'avanguardia, il controllo di qualità per la protezione dei passeggeri, gli occhiali da sole per la tua auto. Chiama subito Sardalux per installare in giornata le pellicole solari per auto. L'aspetto esteriore della tua vettura è quello solito, ma salvaguardi la tua privacy e nel caso d'urto il vetro non si sbriciola. Chiamala Sardalux. La pellicola per auto è appositamente studiata per respingere il calore e l'abbaglio. Chiama subito Sardalux Film. Telefono 347 65 22 407. Sardalux migliora la tua vita. Spazio musica. Now we're getting nasty. Spazio musica. La musica ha trovato il suo spazio. Spazio musica. Predaniedda Sassari. Spazio musica al tuo servizio. Su 5 Stelle Sardegna, Die pro Die, ideato e condotto da Paul De Santi. Desulo, sempre Notte Bianca, ormai siamo a metà direi del nostro itinerario di spettacoli in questa città. Noi siamo in compagnia del presidente Roberto Cortes, presidente della Proloco di Desulo. Ma cosa sta facendo la Proloco per questo paese? Quali sono le innovazioni che proporrete poi al vostro pubblico? Adesso diciamo che siamo in periodo di stasi, c'è un assestamento interno alla Proloco, siamo un po' fermi. Comunque contiamo con il rinnovo del direttivo a dare una mossa al paese, alla situazione, mossa non politica voglio dire. A proposito di politica, mi scusi, c'è un po' un taglio per quanto riguarda molte Proloco di molti paesi, voi siete stati attaccati in qualche modo dalla regione poi per quello che è il vostro lavoro? Sì, senza dubbio hanno nuocito parecchio questi tagli a livello regionale soprattutto. Il nostro presidente Raffaele Sestu, che a suo tempo si è attivato in modo poderoso diciamo, per tirare su anche le Proloco regionali, si è trovato improvvisamente decurtato a livello economico, lui e quindi indirettamente anche noi, dai fondi regionali. Teniamo presente che le Proloco vanno avanti con appunto prevalentemente l'attività delle Proloco va avanti con i contributi regionali per le proprie attività, per cui ha rallentato ulteriormente diciamo, il proseguo. Esatto. Ma poi quanto è importante una Proloco in un paese come Desulo? Quanto influisce poi anche per quella che è la positività del paese stesso? Influisce nel senso che le Proloco, teniamo presente che a Desulo ci sono altri comitati spontanei che organizzano le varie manifestazioni rionali dei santi patroni, come ci sono già 3 santi patroni a Desulo, quindi 3 feste che vengono gestite prevalentemente da comitati autonomi. Noi la buttiamo molto, almeno la nostra politica è quella di buttarla sul culturale d'ora in poi. Teniamo presente che la Proloco a suo tempo è stata l'artefice assieme all'amministrazione comunale di allora, parlo degli anni 90, gli anni in cui è nata la Montagna Produce, una manifestazione che a tutt'oggi registra dei successi enormi diciamo. Quindi un grande successo per quello che è poi il turismo che arriva all'interno della Sardegna. Questa è una delle lotte credo che
stiano una delle grandi lotte delle province, cioè il portare poi il turismo nel centro della Sardegna, dove poi si continuano a coltivare le tradizioni, si continuano a coltivare quelli che sono i colori, i sapori della nostra regione. Esatto, questo del turismo all'interno della Sardegna è una nota dolente, in quanto il turista che viene prevalentemente per il mare in Sardegna conosce dei paesi dell'interno, soprattutto Orgosolo, c'è poco da dire. Siamo penalizzati, i paesi dell'interno, per un fatto proprio geografico, in quanto è difficilmente raggiungibile. E poi succede questo, che un turista, quello delle coste, il costiero, visitando Orgosolo pensa di conoscere tutto della Sardegna, del centro Sardegna. Invece quella Sardegna offre tante cose, tanti paesi, tanti mondi, tante tradizioni. Presidente, noi la ringraziamo. E si permette stinde patto un flore. Con noi naturalmente anche il consigliere Ciriaco Loddo, che fa parte di una grande provincia che è la provincia di Nuoro. Si è parlato anche di Paffi, Peppino Paffi, che comunque vi ha dato un grande sostegno per quanto poi fosse la riuscita di questa Notti Bianche ad Esulo. Certo, è l'assessore alla cultura, allo spettacolo e allo sport della provincia di Nuoro. Ha dato un grande contributo per la riuscita di questa manifestazione. Abbiamo visto tantissimi spettacoli itineranti, tantissime attività folcloristiche, quindi la cultura sarda in particolar modo, con gruppi di ballo, con i tenores di ogni feria di Nuoro, con lo sport, in particolare col pattinaggio artistico che abbiamo visto con tanti ragazzi all'interno del paese. Hanno dato un grande contributo per la riuscita di questa manifestazione, cercando di fare quello che tutti quanti auspichiamo, l'integrazione tra le diverse attività, quelle commerciali, quelle artigianali, quelle sportive, quelle del folklore e dello spettacolo, che hanno animato oggi la comunità desulese, e quindi ne siamo molto grati alla provincia di Nuoro. Quindi i colori, le tradizioni, i sapori della nostra isola poi racchiusi in una bella nottata bianca in un grande paese che è Desulo. Si parlava poc'anzi con l'assessore di Desulo, si parlava poi di quanto sia importante far conoscere quella che è la grande tradizione di un paese in piena espansione, perché poi si sta facendo tanto affinché il turismo dalle coste vada anche a visitare il centro della Sardegna. Si dice sempre che la Sardegna è nel centro e quindi nel cuore dell'isola, e noi cerchiamo di trasmettere un messaggio importante legato alla cultura, alle tradizioni, ai nostri prodotti tipici, che secondo noi sono quelli migliori, ecco, ma non per fare un campanilismo, perché qua nella montagna sarda si vive ancora con delle tradizioni e con dei prodotti tipici che nascono da una naturalità, da un ambiente particolare, e quindi i prodotti sono anche migliori in termini qualitativi. Quindi la montagna si vuole riscoprire anche con un nuovo messaggio al mondo turistico, perché riteniamo che la qualità dei nostri prodotti sia, non dico superiore agli altri, però ha qualcosa in più legata proprio alla neutralità di questo territorio. Ricordatevi, c'è una grande Sardegna che è la Sardegna della montagna, la Sardegna del centro della Sardegna, e ricordatevi di passarci più spesso, perché vale la pena di visitare e conoscere quelli che sono non solo i colori ma anche le tradizioni, i sapori, i saperi anche, direi, dei nostri conregionali del centro. Senza dubbio, guardi, io su questo spunto vorrei anche fare un appello ai cittadini che ci ascoltano, ai cittadini della Sardegna e quindi agli spettatori della vostra televisione, di venirci a visitare, perché comunque la montagna riesce ad offrire tantissimo. Io voglio anche in questo momento fare, diciamo così, un appello, perché a Desulo sta nascendo una delle iniziative innovative nella Sardegna, cioè la pista sintetica di sci, dove si può sciare tutto l'anno. Lo Sci Club di Desulo ha preparato, insieme ad un partenariato forte che è costituito da diversi soggetti, tra cui anche il comune, la provincia, la comunità montana, il BIMI Taloro, l'associazione Castanicola Forestale di Desulo, che è un'impresa agricola, un'attività che permetterà soprattutto ai giovani, perché si tratta di una scuola sci, di sciare nei 360 giorni nell'arco dell'anno, e rappresenterà un punto di attrazione per tutti coloro che amano questo sport. Noi vi ringraziamo naturalmente tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo momento, ringraziamo la cittadinanza di Desulo, tutta la montagna, tutta la Sardegna, grazie a tutti, arrivederci, alla prossima puntata, arrivederci. Grazie a voi, grazie a voi. Die pro die.
In collaborazione con La Trattoria da Gesuino presenta i gustosissimi piatti, il pesce fresco, le grandi pizze, i vini più ricercati, la cortesia e la simpatia di Gesuino, la riscoperta dei sapori. Trattoria da Gesuino e a Torres 17, Sassari. La riscoperta dei sapori.